capigruppo, consiglieri regionali e parlamentari. Noi comunque iniziamo i lavori di questo incontro, che vuole essere un ulteriore momento di confronto tra le rappresentanze sociali, politiche e istituzionali della nostra regione su un tema prioritario per il presente e soprattutto per il futuro della Sardegna. Lo stesso slogan autonomia, federalismo, sovranità e il sottotitolo nuovo patto costituzionale per la Sardegna richiama non solo una possibile evoluzione dell'esperienza storica maturata in più di 50 anni e 2 anni soprattutto di un'influenza su quello che è tutta politica, ma soprattutto di partecipazione alle dinamiche nazionali, politiche, regionali, riposizionando e riformando le istituzioni verso un reale autogoverno del popolo sardo. In Sardegna l'attenzione alle istituzioni da parte delle rappresentanze sociali è sempre stata presente e rilevante nelle lotte e nelle proposte per lo sviluppo, il lavoro e le riforme. In una fase tra le più difficili e complicate della vicenda autonomistica siamo qui, dunque, per interrogarci sulle scelte necessarie a guidare la Sardegna verso un nuovo ordine non solo economico, ma anche istituzionale e sociale, caratterizzato da maggiore giustizia e libertà, dal prevalere del bene comune, dal riconoscimento dei diritti e dall'esercizio dei doveri di cittadinanza. In questa direzione ci si confronta oggi su quali devono essere le istituzioni, i diritti, i soggetti e le relazioni con l'Italia e con l'Europa utili a concretizzare il nuovo modo dell'autogoverno. È necessario riconoscere che la specialità e l'autonomia hanno accompagnato con idee e forza le speranze dei sardi e la lunga fase della prima modernizzazione dell'isola. Si è ora di fronte però a un loro inaggiunga del loro identica e della rottura del patto costituzionale, a ciò si è dato dalla Repubblica, soprattutto sui temi del lavoro e dei diritti di cittadinanza. È profondamente mutata la situazione internazionale ed europea e con essa l'economia e la finanza. È cambiato lo Stato. In questa fase di straordinari cambiamenti è innegabile una caratteristica costituente per la Sardegna e per i sardi. L'obiettivo è quello di costruire una società ancora più improntata ai valori di giustizia sociale e libertà, valori e progetti che vanno collocati oltre l'autonomia e la specialità, perlomeno così come noi li abbiamo conosciute. Questo infatti, lo stiamo ripetendo un po' tutti, dicono tutto quasi sul recente passato, ma nulla quasi sul futuro. Cos'è dunque oggi in Sardegna all'ordine del giorno della politica, delle istituzioni sarde, della società sarda? Quale idea è il progetto per la Sardegna, che comunque deve fare i conti con l'evoluzione della forma di Stato e con il federalismo fiscale? È una cosa che richiede grande chiarezza, forse che sia un governo Stato che forma più della spesa, oppure il governo per una tendenza reale. Ora, il ristagno di livello politico, un'autonomia ormai superata, nelle dinamiche interne all'isola e dalla stessa forza delle regioni a statuto ordinario, è comunque possibile ed auspicabile. Siamo qui per questo e l'augurio di CGIL e CISL, al di là delle logiche di schieramento, è auspicabile mettere in campo una volontà e uno sforzo unitario, individuando un comune denominatore sul nuovo patto costituzionale che rafforzi l'autogoverno dei sardi in funzione di una maggiore libertà e giustizia sociale. Non c'è in tutto questo una mera concezione economicistica dello sviluppo e dei diritti di cittadinanza,
emblematica a questo proposito una frase che ricaviamo dallo spirito delle leggi di Montesquieu: i paesi non sono coltivati in ragione della loro fertilità, ma della loro libertà. Siamo qui dunque per contribuire ad avviare un processo che attraverso un nuovo patto costituzionale porti ad un accordo, ad un nuovo statuto, ad una nuova carta costituzionale che riconosca all'isola i poteri e le risorse finanziarie necessarie ad un vero autogoverno, che realizzi un federalismo rispettoso dei diritti, della storia e dell'identità dei Stati. Il lavoro, i diritti, la libertà, con l'efficiente questa lotta per questi obiettivi. Da qui nuovi pensionati, delle famiglie azioni più lavoratori, dei conti con una classe sociale con drammaticità e la precedenti. Il tasso di disoccupazione segna un record anche rispetto a tutte le altre regioni italiane, siamo al 16,1%. Le persone in cerca di occupazione sono ben oltre 112.000 unità, che sommate ad altre 102.000 interessate al fenomeno dello scoraggiamento, da un totale di 214.000 persone senza lavoro. La povertà relativa e assoluta riguarda ormai più di 150.000 abitanti. In Sardegna è in atto una recessione che viene da lontano, preceduta da una lunga fase di stagnazione in questi ultimi 5 anni. Questa recessione è attestata per il 2009 da una contrazione del prodotto interno lordo del 4,3%, secondo quanto ha stabilito la Banca d'Italia. Per il 2010 c'è una stima relativamente ai primi 2 mesi e si parla del meno 4,7%. E proprio su questi versanti che si rende più evidente la storica rottura di un patto costituzionale tra la Sardegna e lo Stato. È certamente vero che si registra una crisi notevole nel rapporto tra i cittadini, la politica e le istituzioni, così come hanno dimostrato anche le ultime consultazioni elettorali. Ma la crisi non riguarda semplicemente la qualità della rappresentanza politica, sociale, nazionale. Siamo di fronte a uno nell'aggravamento di sindacati funzioni delle istituzioni così come le abbiamo costruite rispetto ai bisogni reali dei sardi e al loro rapporto con l'Italia e con l'Europa. Il rischio che dobbiamo evitare è che si operi una sorta di effetto di trascinamento che, oltre a frantumare la coesione sociale, può indebolire anche la tenuta civile e morale di un popolo. Questo processo va fermato in tempo e spetta non solo alla politica, alle rappresentanze sociali e istituzionali, promuovere tutte quelle iniziative necessarie a fornire un nuovo e più consistente consenso e motivazione ai cambiamenti economici, sociali e istituzionali. Quello che qualcuno chiama, per quel che riguarda il dibattito nazionale, il consenso costituzionale. È vero che non è il popolo a scrivere le Costituzioni, ma nella direzione di un vasto, indispensabile consenso costituzionale, molti di noi hanno fermato la causa dell'Assemblea Costituente del popolo sardo per rimuovere attraverso la partecipazione, la passione, la ragione e la convinzione le croste della resistenza del potere costituito. Oggi non c'è più tempo da perdere e gran parte delle questioni sono state già trattate. Si decida dunque di avviare un processo in questa direzione. Si istituziona un comune denominatore tra le coinvolgimenti sociali e si prenda riferimento con il quale questa è di quella lunga. Non si tratta di approvare solo una legge e di considerarla alla stregua delle altre, magari con un iter più difficile e complesso. Ancora di più, che in altri casi c'è qui un rapporto di causa ed effetto tra i comportamenti di ciascuno di noi e le norme e la norma costituzionale. Infatti la sovranità che si vuole venga riconosciuta non è solo una dimensione istituzionale e costituzionale,